Ad accorgersi del controsoffitto crollato a terra sono stati per primi gli universitari residenti che uscivano per andare in aula studio in mattinata. È dovuto alla pioggia caduta a Padova nelle scorse ore. Il distacco avvenuto nella residenza ESU Copernico di via San Massimo, una residenza dove gli studenti hanno più volte segnalato le continue infiltrazioni d'acqua che li hanno costretti anche la scorsa notte a intervenire perché le loro stanze non fossero allagate. Nessuno è rimasto coinvolto per fortuna e la zona è stata delimitata. Pochi posti disponibili e scarsa manutenzione, puntualizzano gli studenti di Udo, con il coordinatore Domenico Amico che ribadisce la continua emergenza abitativa in cui vivono gli universitari a Padova. Nel frattempo, proprio in queste ore, l'ESU ha diffuso i dati relativi all'assestamento al bilancio 2023, diventato efficace dopo il controllo della Regione. A disposizione dell'ente altri 3.200.000 euro di avanzo della gestione 2022 che saranno destinati a sostenere i servizi erogati. Tra gli interventi previsti saranno finanziati con 160.000 euro i lavori per eliminare le infiltrazioni nella residenza Copernico, dove sarà realizzata una terza cucina e sostituiti i ventilconvettori. Con i fondi saranno banditi 3 progetti per complessivi 261 posti letto e una convenzione per altri 40 dal prossimo anno accademico.